c'è tendenza da parte dei gruppi di mettersi insieme, di comunicare le rispettive esperienze, di capire meglio insieme quali siano le contraddizioni e le dinamiche in atto, per capire poi come si faccia a trovare le giuste soluzioni dentro queste molteplicità. Gli studi più recenti, che sono stati pubblicati dopo questo rapporto, parlano per il 2100 di un innalzamento medio variabile tra 50 e 140 centimetri nel 2100, ma l'aumento più plausibile, secondo un'altra comunicazione recente, sarebbe dell'ordine di circa 80 centimetri. Ci siamo posti il problema che cosa è responsabile per l'aumento, chiaramente l'aumento delle frequenze di acquatica qui in laguna, abbiamo visto che la maggior parte, la più grande parte della colpa bisogna darlo all'innalzamento dei livelli marini, non tanto ai cambiamenti morfologici, non tanto ai cambiamenti che sono stati fatti anche antropici dopo il 1900. Abbiamo visto che il canale di Petroni ha influito leggermente per alzare l'oscillazione della marea all'interno della laguna. Per quale motivo abbiamo adesso più acque alte? Perché ci accorgiamo che abbiamo sempre più acque alte, e semplicemente perché il nostro livello del mare sale sempre di più, e questo non è un problema di Venezia, ma è proprio un problema globale dove avremo noi problemi di rispondere. A mio giudizio, il maggior disastro provocato dal Mose è stato il fatto che per 20 anni ha catalizzato tutte le attenzioni, tutto il dibattito su Mose sì, Mose no, mentre contemporaneamente si lasciava spazio a delle devastazioni spaventose. Basta un esempio solo: mentre si discuteva Mose sì, Mose no, è stata accettata praticamente nell'ignoranza collettiva la prassi di frullare i fondali lagunari per pescare le vongole. Oggi stiamo perdendo i meccanismi, i dinamismi naturali, i fattori naturali che fanno funzionare la laguna. Noi possiamo restituire a gran parte delle aree lagunari delle funzioni positive indispensabili, oppure con i fanghi possiamo fare delle isole artificiali, delle montagne dove non sono mai esistite, senza le differenziazioni morfologiche, a quote tali da non essere in relazione con le maree. Nel primo caso abbiamo fatto un'opera fondamentale, nel secondo caso abbiamo fatto un'opera sbagliata. Ma la laguna ha avuto 1000 opere, certo, ha avuto grandi opere di trasformazione, però governate con una grande intelligenza, che hanno permesso a questo sistema di conservarsi in quanto tale. Il Mose è una monomania che ha un problema drammatico: ha catalizzato tutto l'interesse e ha monopolizzato i finanziamenti, penalizzando tutto il resto. Tessera City si tiene perché ha bisogno di una TAV, di un meccanismo di alta velocità, ma un meccanismo di alta velocità dovrà andare in galleria sotto la gronda lagunare per arrivare a Tessera, e deve arrivare a Tessera per poter permettere come necessaria la sublagunare. Pensate cosa vuol dire tagliare per esempio con tunnel tutte le falde d'acqua che tengono in pressione la Venezia, che negli anni passati, quando venivano emunte le acque per Marghera, è scesa dei centimetri che sappiamo, centimetri preziosi. Dobbiamo uscire da qui chiedendo che i giornali, che tutte le iniziative diventino trasparenti. Pensate, il Consorzio Venezia Nuova ha studiato tantissimo la laguna, con soldi pubblici. Noi vorremmo che tutta questa conoscenza fosse messa in internet, che fosse messa a disposizione delle persone. C'è una novità su cui con forza viene chiesto di esprimere una opinione. Lo studio di principio abbiamo pubblicato anche sul sito internet, sul sito del Comune, che questo dimostra in maniera evidente che l'oscillazione delle paratoie in certe condizioni di mare formula un angolo tale per cui l'acqua entrante è maggiore di quella prevista dal progetto, che aveva un angolo inferiore. Entra talmente tanta acqua da vanificare praticamente l'effetto diga. Purtroppo
l'area di Venezia non ha solo i problemi che sono stati fino adesso raccontati, ha dei grossissimi problemi per quanto riguarda l'inquinamento di Porta Marghera. Con l'SG31 si vogliono bruciare 100.000 tonnellate di rifiuti tossici nocivi, con l'impianto ALES si vuole arrivare a circa 300.000 tonnellate. Noi non diciamo no all'uso di certe tecniche come quelle dell'SG31, però siamo per il principio di prossimità. Noi diciamo quello che noi produciamo in casa ce lo bruciamo, ce lo mangiamo noi altri. Non è giusto che, come nel caso dell'SG31, arrivi prodotti inquinanti da tutta Italia e forse anche dall'estero. Il nostro problema non è di cambiare dall'oggi al domani l'impossibile, ma è di avviare processi che vadano verso o l'equilibrio di prima, in alcuni casi è possibile, o nuovi equilibri. Queste cose lo dicono le leggi, lo dicono la bellezza, non ci crederete, credo che metà non li conoscete neanche, questo è un problema di informazione. Ci sono, ho appena finito di fare il conto di nuovo, 18 piani sulla laguna, 18 piani sulla laguna. C'è un piano paesaggistico, ci sono 4 piani fisici ambientali sulla laguna, ci sono 6 piani sulle acque della laguna e del bacino scolante, ci sono 3 piani sulla gestione delle risorse della laguna, dai pesci ai mitili a quant'altro, ci sono 3 piani sulla mobilità acquea ed è in elaborazione anche un piano per i beni patrimoniali vincolati a livello mondiale, l'UNESCO. Ci sono altri 3 piani urbanistici che hanno molto a che fare con la laguna. Piano territoriale regionale, piano territoriale provinciale e piano regolatore comunale continuamente cambiato. Quasi ognuna delle grandi cose che stanno avvenendo in laguna, stanno succedendo tutte le settimane, passano tutti, ho detto tutti quelli più gravi, in deroga alle norme e passano con meccanismi che sono o deroghe o commissari 5 o norme straordinarie o ordinanza di protezione civile. Cioè noi quello che chiediamo in questo momento è perché non si pubblicano i risultati di questo studio? Una sola richiesta: pubblicizzate i dati, perché siamo abituati a non conoscere più nulla. Cioè tra noi altri possiamo dire quello che vogliamo, però il problema è quello di mettere sul tappeto i dati e ci confrontiamo sui dati. E vorrei approvare nel modo più completo la proposta di Armando Danella, perché quello che ha messo in luce il rapporto Principia è che il progetto MOSE contiene un errore di progettazione fin dall'inizio, errore di cui gli autori non si sono accorti e che dunque prima di continuare adesso fanno i morti, fanno finta di non occuparsene, occorre più chiarezza perché non si sa bene dove stiamo andando, in che direzione.